C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene amici, bentrovati a Centro Anch'io. Qualche puntata fa vi abbiamo proposto il periplo di Monte Isola. Oggi rimaniamo a Monte Isola, ma andiamo su al santuario della Madonna della Ceriola. Il percorso inizia da Peschiera Maraglio, salendo per ripide viuzze fino alla chiesa di San Michele. Da qui per un sentiero si raggiunge la strada asfaltata che porta a Senzano, poi un bivio da cui si prosegue per la strada a destra che porta alla piccola frazione di Cure. Attraverso una mulattiera con un'ampia curva si giunge all'inizio della Via Crucis. Seguendo il percorso si arriva infine al santuario della Madonna della Ceriola. L'itinerario si mantiene all'interno dell'isola e conduce alla sua sommità, da cui è possibile ammirare tutto il lago di Seo. Il tempo medio di percorrenza è di circa 1 ora e mezza per un dislivello di circa 400 metri. E siamo pronti con il nostro modo di dire in dialetto bresciano che tra poco andremo a proporre a Rimini. El mal, el ria a cal, el va via pe. Cara Monica, ma voi romagnoli cosa avete qui di così bello, solare, allegro? Qual è il vostro segreto? Abbiamo la pidasse parsot. La pidasse parsot. Sei guarita da questa cosa? No, ancora no, di quella non si guarisce mai. Ma che è sta pida che per sette? È la piada col prosciutto, cioè scusa. Credevo una malattia reumatica, che c'è la pida sa per sette, la piadina col prosciutto. No. Ma tot. Questo lo so perché ce l'hanno detto, piace un po' a tutti. Sì, certo. Dove sta andando? Vieni qua, non scappare. Che? Ho la litosi, scappi? Sono bravo, non mordo. Allora, cara, a Brescia conosci qualcuno, conosci la città, sei mai venuta? Fai la promessa di venire a Brescia? Prometto. Anche lo stai facendo davanti agli ascoltatori di Teletutto? Prometto. Quest'anno Brescia-Bergamo, capitali della cultura. Ah, bene, sono molto contenta. No, non è vero, te ne frega niente, però te l'abbiamo detto. Allora, vieni qua che c'è l'interrogazione, vai. El mal, el ria, a kahal, ehel, va via a pe. Perché devi dire el va via a pe? El va via a pe. Brava, hai capito qualcosa, Moni? Allora, il male. Arriva a cavallo. Infatti, arriva a cavallo e va via a piedi. Sì. Ed ora in compagnia di... Sofia. Allora, poco fa abbiamo intervistato una ragazza simpatica. Sei simpatica così pure tu? Chissà. Tutte simpatiche. Doi, Stem of Doi. Questa non la conosci. Stem of Doi. Ma è inglese questo. Stem of Doi. È lingua ufficiale. Stiamo a vedere. Fatti 5. Vai. Stem of Doi. Stem of Doi. Stem of Doi è un motto di vita. Sì. Allora, tu quanta voglia hai ora di cioè non fraintendermi, di che arrivi la stagione giusta affinché tu ti possa togliere il pullover? Adesso prova costume, non siamo pronti, ma tanta. Che prova costume, non siamo pronti? Vai che siamo pronti, se no per la prova costume almeno per questo modo di dire in dialetto bresciano. Attenzione, qua ci investono, no? Stanno facendo i preparativi per la stagione balneare. Stiamo preparando. Allora, el mal, el ria, cal, el va via a pe. Ria. El mal, el ria, a cal, el va via a pied. Vabbè, sì, brava. 10 meno. Bene. La traduzione la proviamo? Sì, il male arriva a cavallo e va via a piedi. Ti disegno un cuore con la sabbia, qui sulla sabbia, guarda, te lo meriti. Guarda qua, ti ho disegnato il cuore sulla sabbia perché l'hai letta bene, hai capito pure qualcosa? Ho capito, certo. Il male arriva a cavallo e va via a piedi. Ma tu hai origliato, puoi saperlo. Il male arriva a cavallo, va via a piedi, cioè l'infortunio così poi va curato per guarire bene. Tante cose belle, auguri, buon tutto, da Rimini è tutto, ciao! Ciao! Ciao!